C'è un esempio per tutto il Sud di straordinario successo, che è la Notte della Taranta, ormai da qualche anno, di un Sud che riscopre l'orgoglio della sua identità e lo fa diventare un fattore di successo. E allora noi vogliamo allearci idealmente con tutti i casi di successo del Sud e ho chiesto a Carmen, che è catanese ma che ha immediatamente colto lo spirito salentino, di darci una mano a portare un po' di quest'area magica nella nostra città. E io invito tutti i siciliani a venire a Catania perché sarà un capodanno coi fiocchi. Balleremo tutti insieme salutando un anno che speriamo che sia positivo e bello per la mia terra, come positiva e bella è Carmen. Primo Capodanno, io sono molto contenta che la città di Catania abbia avuto questa visione anche diciamo, europea e cosmopolita, cioè di portare uno spettacolo così importante che valorizza attraverso la cultura, il recupero delle tradizioni, la propria identità e anche il territorio. E sono contenta di passare il Capodanno qua, finalmente. Io auguro ai catanesi di liberarsi, perché la Taranta, la pizzica, ha anche un senso terapeutico molto forte. Anche grazie alla Taranta si trasforma un'energia che può essere distruttiva e negativa in un'energia positiva, e questo è l'augurio che insieme facciamo a Catania e alla Sicilia. Qua, cioè la festa della musica siciliana, che nell'arco di 20 anni diventa un fenomeno come la musica salentina. Questi nostri cugini meravigliosi salentini vengono qua e ci fanno capire che si può fare, cioè si può fare con la propria cultura e il proprio tamburo, portare ricchezza nel proprio paese. Ce la faremo, non è soltanto un capodanno, ma come sentite dal capodanno un grande progetto. Catanesi, vivete questo momento, questo balsamo dell'anima, perché ognuno di noi ha un piccolo dolore nel cuore, non si può negare. La musica può curarlo.